Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un altro termine utilizzato assolutamente in negativo nella lingua napoletana. Poi un giorno dovremo affrontare tutto quanto l'ampio, ampissimo capitolo delle parolacce napoletane che è là si scopre che è completamente un calderone, ma lo vedremo più in là. Il termine in questione è chiattillo. Con il termine chiattillo si intende soprattutto il figlio di papà o chi vive alle spalle di qualcuno o chi si vuole mettere in evidenza a danno degli altri. L'origine del termine è latina, deriva dal plattillum, che è la forma appiattita del corpo della piattola. E infatti c'è una forte assonanza tra la piattola e il comportamento del chiattillo. Considerato che la piattola è anche chiamata pidocchio del pube, vi lascio immaginare il contesto. E proprio per questo motivo c'è un detto napoletano che dice che il renara so come chiattilla s'attacca in coglione, cioè i soldi sono come le piattole, si attaccano ai testicoli, nel senso che solo gli sciocchi e gli sprovveduti danno così tanto valore al denaro da attaccarvisi. Termine assolutamente negativissimo con cui ultimamente si indicano spesso soprattutto i figli di papà, principalmente quelli con Moncler, con la macchina, l'orologio di marca, ma che non valgono assolutamente nulla. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!